Euroregione.news. La storia che non c'è, estate 2022. Dalla mente di Rocco Burtone, un'altra avventura pensata per la prossima estate. La storia che non c'è è un'iniziativa che è nuova, nasce quest'anno proprio e comincia con il 2 luglio e finirà probabilmente a settembre. Dico probabilmente perché siamo ancora in trattativa con alcuni comuni che vogliono partecipare. La prima puntata sarà a Falaibano, la seconda a Spilimbergo, poi andremo a Corno di Rosazzo, a Udine, insomma ne abbiamo luoghi a Tricesimo. Cos'è la storia che non c'è? È un premio letterario. Adesso è un po' complesso, non è molto facile. La scena è questa. Siamo su un palcoscenico, c'è un conduttore che accompagna due scrittori. Il conduttore e i due scrittori parlano di qualcosa che viene dato loro come titolo. Immagina che diano, il titolo può essere l'estate, ecco. E i due scrittori, coadiuvati dal pubblico, cominciano a immaginare come si può scrivere un racconto, che sarebbe appunto la storia che non c'è, un racconto sull'estate. Parlano circa 20 minuti, mezz'ora, dopodiché vanno via. Mentre loro si mettono dietro al palco a scrivere la storia che non c'è, quindi il racconto sull'estate, devono scrivere raccontini brevi naturalmente, non possiamo star lì tutta la giornata. Arriva il gruppo musicale che si mette a suonare, quindi diventa un concerto. Suoneranno circa 40 minuti, 50, un'ora, non di più. Finito il concerto, i due scrittori tornano sul palco e leggono quello che hanno scritto, quindi i due racconti che prima erano stati costruiti solo a parole, e in questo caso leggono il foglio che hanno scritto. Naturalmente riceveranno gli applausi del pubblico e tutti andremo a casa felici e contenti, ma non finisce qua, perché poi gli scrittori manderanno i racconti ad una giuria e la giuria, non si sa quando, premierà con il premio che non c'è il vincitore di questa manifestazione surreale che vuole essere un misto tra spettacolo, musica, letteratura e divertimento. È una cosa, credo che sia abbastanza nuova, insomma, che io sappia non è mai stata fatta, ma forse in Indocina una volta qualche rappresentante del luogo la propose, ma venne bocciato perché troppo coraggiosa. Il 2 di luglio si comincia a Flaibano e il 7 di luglio a Spilimbergo e si va avanti così per... non sono 1000 appuntamenti, alla fine saranno 10, 15, 20 appuntamenti, 200, non so. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news